qualche misura garante della normalità costituzionale, come era stato evocato da alcuni di noi in fase precedente, poi questa sorta di nascita di questa sua candidatura che ha dimostrato e ha disvelato una gran parte un'ennesima parte delle menzogne, come dire, che erano state emerse in tutta la prima fase successiva al voto, dà chiaramente a questo tentativo una sua importanza maggiore. È un tentativo che è quello della Costituente per i beni comuni, che si basa però in modo estremamente forte su un legame stretto fra cultura giuridica accademica, la cultura giuridica accademica come dire riconosciuta e prassi di movimento, laddove il ruolo e il compito della cultura giuridica accademica a questo punto registrare quelle che sono le pulsioni sociali che derivano da questa cittadinanza attiva che lotta per i beni comuni, traducendo queste istanze, traducendo la forza sociale in diritto. E questo è certamente un passaggio molto importante e molto nuovo che è sul terreno in queste settimane. Allora è chiaro che come materiali per una costituente dei beni comuni oggi c'è il tentativo di questa sorta di commissione Rodotà itinerante, chiamiamola così, che sta cercando di trovarsi una legittimazione altra e diversa rispetto alla legislazione della delega formale, in una sorta non di delega ma di dialettica costante, continuativa, costituente appunto, con una sorta di assemblea costituente fluida. Cioè noi quello che abbiamo immaginato come modello, perché questa è tutta una cosa in piedi, quindi vedremo come funzionerà nelle prossime settimane, ma sicuramente si sta andando in questa direzione. Noi immaginiamo queste assemblee territoriali che vengono svolte sul territorio nazionale molto aperta, alla quale possono e devono partecipare e partecipano in realtà e parteciperanno soggettività in lotta per i beni comuni in giro per il territorio, come una sorta di Parlamento autoconvocato per i beni comuni, che in dialogo con i giuristi costruisce un codice dei beni comuni, cioè costruisce una strutturazione dei beni comuni, analizzandoli come categoria giuridico-politica innovativa e trasformativa, che si candida a conquistare uno spazio tanto togliendolo tanto alla proprietà privata tradizionale quanto alla proprietà pubblica in quanto pubblico gerarchico, burocratico, in un disegno che prima di tutto culturale, no? In un disegno che serve a mettere in campo una visione alta, molto sofisticata sul piano teorico, e che noi riteniamo che oggi ci siano le condizioni per fare in Italia, proprio perché abbiamo elaborato parecchio. In questi anni si è studiato molto da questo punto di vista, si è studiato molto non soltanto in biblioteca, ma si è studiato molto anche uscendo dalla biblioteca, no? Facendo quello che era stato un po' invocato dai giuristi realisti, particolari degli americani degli anni 30 e 40, no? Per cui la cultura giuridica non può più stare fuori da un dialogo diretto e forte con le forze sociali, ma deve entrare in questa dimensione di prassi nuova, no? Producendo cultura giuridica dando forma alle cose, no? In qualche misura mettendo in bella copia le prassi e capendo come le prassi, soprattutto quelle prassi che sono sovversive di un ordine costituito ormai ingiusto o di un processo costituente che va in una direzione opposta rispetto ai beni comuni, possono produrre in qualche misura un altro modello di diritto costituzionale, prima di tutto che passi attraverso un ripensamento e una costruzione, una creazione di un grande settore pubblico, di un nuovo settore pubblico che sia autorevole, che sia partecipato, che sia inclusivo e che sia fortemente trasparente. È certamente un disegno di grande ambizione, non c'è dubbio, non c'è un limite a quello che possa, non c'è un limite di delega da questo punto di vista, perché noi la delega in qualche misura appunto ce l'abbiamo la otteniamo, la negoziamo costantemente in rapporto con i territori, con le battaglie, con le territorialità. È certo che questo processo è capace, sarà
capace di produrre qualcosa di davvero costituente da mettere sul terreno, in quanto effettivamente queste assemblee itineranti siano fortemente partecipate, non coinvolgano sempre gli stessi, non siano in qualche modo un progetto di parte, no? Così come la commissione Rodotà non era affatto una commissione di sinistra, da riflettersi, non era una commissione che veniva da una certa parte politica movimentista, ma era il prodotto era una vera e propria costituzione della commissione ministeriale, che aveva per di più Messetieri da Mastella, che era l'uomo più ecumenico del mondo da questo punto di vista, quindi c'era sostanzialmente un po' di tutto lì dentro. Eppure siamo riusciti a far emergere quella definizione di beni comuni con un lavoro importante che poi ha avuto il suo senso, se vogliamo, nel referendum dell'acqua, che a sua volta non era un referendum di sinistra, che a sua volta era un tentativo di mettere una diversa visione, di mettere in campo, come dire, delle esigenze fortemente condivise. Allora, similmente, nella nuova frase, la cosa importante è che noi individuiamo luoghi particolarmente significativi e esperienze di conflitto particolarmente significative che in questo modo si producano una non solo soggettivazione ma anche produzione di testo, quindi un vero e proprio sforzo di produzione di testo che però è prodotto da contesti che sono al quanto più possibile plurali nella loro composizione. È una grande partita aperta, un grande cammino, naturalmente siamo molto coinvolti in questo processo e l'impegno di tutti noi è certamente genuino e forte, e è ovvio che tutto ciò è possibile anche perché esistono sforzi, riflessioni e lavori comuni sui beni comuni, per l'appunto come questo bel numero del ponte che abbiamo festeggiato oggi pomeriggio. Io quello che devo portare alla discussione ho messo più un racconto, una cronaca di quelle che sono le cose che stanno andando avanti adesso,